Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Gentili signore e signori, buon pomeriggio, linea diretta infofriulitv.net, i soliti 10-15 minuti in compagnia di un ospite. Abbiamo già in live streaming il consigliere regionale nonché già sindaco di Dolegna del Coglio, Diego Bernardis. Buon pomeriggio Bernardis e grazie per la partecipazione. Buon pomeriggio a voi, buongiorno a tutti. Bene. Allora, senta, partiamo subito perché non abbiamo, come si dice, il tempo tiranno e dobbiamo parlare chiari e trasparenti. Allora, innanzitutto, come sta proseguendo il dibattito per quanto riguarda questa legge finanziaria e via dicendo in Consiglio regionale? Tra l'altro qualcuno sta facendo presenza direttamente a Trieste, qualcuno come lei invece è in videoconferenza. No, ci tengo in realtà a precisare che anch'io sono in presenza, semplicemente per la vostra trasmissione adesso mi sono collegato in videoconferenza. Il dibattito sta proseguendo, diciamo, abbastanza in maniera graduale perché rispetto alle tempistiche che ci eravamo dati abbiamo affrontato finora 5 articoli e in questo momento siamo all'8º che tratta in particolare il tema della sanità. La finanziaria è abbastanza complessa come risaputo ed è in questo momento molto discussa perché il tema centrale di questa finanziaria è l'azione della maggioranza e in particolare quanto annunciato anche dalla giunta dello stesso governatore Fedriga, ovvero il fatto che la regione si indebiterà per circa 350 milioni di euro per permettere di fare un'azione strategica e un'azione anche di sviluppo economico, mettendo in campo tutte queste risorse per avviare tutta una serie di opere pubbliche, ma anche nei vari comparti, quindi per attività produttive, per la sanità, per l'agricoltura, e quindi un'azione molto, molto efficace, sicuramente molto anche simbolica dal punto di vista del segnale in un periodo come questo, che è un periodo, come tutti sappiamo, di sofferenza e di crisi. Senta, consigliere, sarà un voto bulgaro, nel senso voto bulgaro per quanto riguarda la maggioranza, o dobbiamo aspettarci qualche
tiro di qualche francotiratore, insomma, nel senso, la maggioranza è compatta su questa finanziaria che verrà, oppure ci dobbiamo aspettare qualche sorpresa? No, nessuna sorpresa, la maggioranza ha concordato e condiviso l'azione naturalmente dettata dall'esecutivo e quindi in questo caso dalla giunta e dal governatore Massimiliano Fedriga. La maggioranza naturalmente, oltre che aver condiviso questo percorso, sicuramente puntualizzerà attraverso la presentazione di singoli emendamenti che vanno, diciamo, nella direzione di trovare delle soluzioni e dei progetti che possano essere ancora più puntuali di quanto non avesse già predisposto l'azione da parte della Giunta. Il suo amico, nonché presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, pochi minuti fa ha concluso la conferenza stampa e ha lanciato un messaggio chiaro e trasparente, nel senso che, le anticipo quello che è uscito anche dall'ANSA, praticamente come ci sono divisioni all'interno del governo tra rigoristi e possibilisti, la stessa cosa tra i governatori, no? Il presidente Zaia dice chiusura dei confini comunali dopo le 14, dal 19 dicembre fino al 6 gennaio per quanto riguarda chiaramente la regione Veneto. Secondo lei il presidente Fedriga seguirà più o meno la strada tracciata dal suo vicino di casa, oppure ci potrà essere qualche altra novità rispetto al Veneto, il Friuli Venezia Giulia, in attesa di decisioni da Roma? Ma guardi, le intenzioni della regione, in particolare del governatore, sono diciamo abbastanza note, ovvero la situazione è articolata nel senso che l'evoluzione e il graduale, diciamo, miglioramento nei numeri e nel contenimento dei contagi e dello svilupparsi naturalmente della pandemia non ha seguito quelle che erano, diciamo, le previsioni o le aspettative, quindi di conseguenza sicuramente anche il governatore Fedriga seguirà e come dire, terrà conto più che altro delle indicazioni, naturalmente Zaia, ma sarà autonomo nella decisione, perché dovrà valutare quelli che sono i numeri reali e la situazione attuale della regione Friuli Venezia Giulia, naturalmente, che ci vede impegnati attraverso anche il vicepresidente Riccardi e attraverso tutta la struttura organizzativa in un'azione molto, diciamo, puntuale per quanto riguarda i provvedimenti sia di prevenzione sia di tutela per quanto riguarda la salute pubblica dei cittadini. E non posso sbilanciarmi perché non ho, come dire, la contezza dei dati che ha il governatore, ma presumo che ci sarà sicuramente una stretta, ma non come sta avvenendo in questo momento nel vicino Veneto. Senta, sentendo anche un po' i commenti attraverso il web, c'è chi accusa Fedriga di fare il copia e incolla di quello che fa Zaia, e qualcuno dice Fedriga si muove solo se Zaia lo vuole. È così o no? Chiaramente lei è libero di dire anche di no. No, no, assolutamente. Ripeto, come ho detto poc'anzi, il governatore Fedriga sicuramente terrà conto di quelle che sono le azioni del collega vicino di regione, nonché anche collega naturalmente a livello politico di movimento, però questo non significa che faccia un copia e incolla, anzi deve valutare la situazione reale del Friuli Venezia Giulia, che ci pone a livello nazionale, nonostante i numeri non siano naturalmente ancora dei migliori, ma ci pone come una regione virtuosa, una regione che sta gestendo e sta in qualche modo contenendo anche questa seconda ondata. Per concludere, Bernardis, che aria tira nella Lega a livello regionale? Perché vedo e sento rumors in giro di alcuni che stanno cercando di cambiare casacca, oppure ci sono dei disservizi all'interno delle stesse maggioranze comunali, vedi Udine, o addirittura gente come personaggi storici che sono stati giubilati o direttamente o indirettamente, e stanno cercando di creare una Lega bis o comunque di trovare un'altra strada. Cosa ci dice lei?
Ma guardi, bisogna dar credito fino a un certo punto ai vari rumors, alle varie, diciamo, chiacchiere, se mi è consentito il termine. La realtà dei fatti è che, come in tutti i movimenti, ci sono naturalmente più scuole di pensiero, e questo è giusto perché da un sano confronto e da una dialettica nascono, come si suol dire, le idee migliori. E naturalmente tutte queste, diciamo, questi confronti e queste posizioni, magari anche su argomenti di carattere non solo regionale ma nazionale differenti, possono essere poi, come dire, trovare una sintesi all'interno naturalmente di quella che è Casa Lega, in questo caso Casa Lega FVG, e sicuramente verranno, come dire, non confondere con un eventuale mi permetta, da non confondere con un eventuale casaleggio FVG, ecco. Esatto. Perché sai, i maligni sono sempre dietro l'angolo, non si ricorda. Ci mancherebbe, ha fatto bene a precisarlo. No, stavo dicendo che sicuramente si troverà una quadra, è innegabile che ci siano naturalmente posizioni anche differenti che poi trovano magari sfogo anche a livello magari mediatico, ma come si suol dire, tutto poi verrà risolto e verrà discusso trovando una sintesi all'interno del movimento regionale. Io ringrazio Diego Bernardis, la lascio nella sua funzione di consigliere regionale della Lega, la ringrazio ancora per la partecipazione, ringrazio voi gentili amici per la visione e l'ascolto. Forse nel corso del pomeriggio avremo una terza finestra con linea diretta, altrimenti vi do appuntamento tra circa mezz'ora, tre quarti d'ora, con l'edizione flash del nostro infofriulitv.net. Grazie ancora, grazie a lei e alla prossima. Buona giornata, grazie. Scusate. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei.